Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con i nostri speciali qui dai nostri studi di Vittorio Veneto. Diciamo che in questa puntata torneremo a parlare di alpini. Do il benvenuto a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Buonasera. Grazie, buonasera a voi tutti. Torna nei nostri studi dopo un po' di tempo e vi chiederete perché avete deciso di fare uno speciale dedicato agli alpini. Intanto perché avevamo nostalgia, possiamo dirlo. Dopo la buffata del 2018, quest'anno sì, vi abbiamo parlato degli alpini, ma insomma così gli appuntamenti si sono un po' diradati e allora abbiamo deciso di tornare appunto a parlare della sezione di Vittorio Veneto, ma lo facciamo con uno scopo ben preciso, perché gli alpini di Vittorio Veneto, sappiamo che insomma il valore del ricordo per gli alpini è un valore molto importante, ma in questo caso che cosa vogliono ricordare gli alpini di Vittorio Veneto? Un avvenimento che tutti abbiamo ben impresso nella mente in Trovigne. Certo sì, innanzitutto fa piacere che Vittorio Veneto abbia nostalgia degli alpini, abbia nostalgia di quello che siamo riusciti a fare, a proporre per la città, grandissimo evento, ricordiamo quello dello scorso anno, il raduno del centenario, il raduno del Triveneto del terzo raggruppamento, con i grandi numeri, la grande partecipazione, la grande festa dopo le dovute celebrazioni del centenario. Ecco, a un anno di distanza, cioè un anno dopo, possiamo ricordare questo grande evento attraverso una pubblicazione che siamo riusciti a produrre grazie al centro studi sezionale, ma anche grazie alla Tenda TV, alla raccolta appunto di una documentazione fotografica e anche di un filmato, la raccolta in 100 immagini di questo libro che ha il titolo 100 anni e 100 ricordi. E 100 ricordi. I 100 anni che sono quelli che noi abbiamo cercato di riproporre, di rivivere nel ricordo, nella memoria, ecco, dei nostri eroi, dell'unità d'Italia sostanzialmente, con la conclusione della prima grande guerra mondiale, rendere onori appunto a quanti hanno donato la loro vita per la nostra patria e quindi ricordare ciò che noi 100 anni dopo siamo riusciti a proporre in Vittorio Veneto e attraverso appunto anche un CD allegato al volume, il CD ecco, che è il sunto in 50 e pochi più minuti di ben 30 e più ore di registrazione, ecco, che la Tenda TV è riuscita a mettere insieme lo scorso anno. Abbiamo fatto quindi questa sintesi, ecco, delle cose sostanzialmente le principali, ma in questo CD, DVD meglio, riusciamo a raccogliere anche tutto ciò che ovviamente sul libro non era possibile mettere, quindi anche un pensiero agli ospiti, alle sezioni ospiti, alla città, agli eventi che abbiamo vissuto sul territorio. Ricordo sono stati ben 18 che hanno interessato tutti gli 11 comuni su cui operano i nostri 19 gruppi. Ecco, in Trovigne, allora, avete fatto, come diceva, un lavoro di ricerca e innanzitutto del materiale fotografico che è stato realizzato nel corso dell'aspettando, perché c'è stata tutta la prima fase, lo ricorderete, l'aspettando il raduno Triveneto, poi c'è stato un preludio, una sorta di preludio con l'esercitazione della protezione civile nel mese di aprile, se adesso non sbaglio. Metà aprile proprio. A metà aprile, e poi la 3 giorni alpina di metà giugno che appunto tutti abbiamo ancora nel cuore. Quindi avete fatto, per quanto riguarda il libro, una selezione delle tante foto, dei tanti scatti che c'erano, giusto? Sì, assolutamente sì, ma ecco, il libro riguarda principalmente i 3 giorni dell'evento in Vittorio Veneto legati al raduno del terzo raggruppamento, il raduno del Triveneto appunto, e quindi sono le immagini essenziali, quelle significative che riguardano quindi prevalentemente la 3 giorni. La città e anche la vita della nostra sezione,
con la partecipazione appunto di tutte le varie componenti. Il CD invece riassume appunto un anno e mezzo, un percorso lungo di eventi, io ho fatto cenno appunto alla grande associazione di protezione civile di metà aprile, anche questa a livello appunto del Triveneto, con tutte le sue componenti in campo su cantieri di lavoro sparsi sul territorio, con la presenza e la partecipazione delle scuole, ma anche delle realtà appunto locali, delle amministrazioni comunali, lasciando anche un segno tangibile, ecco, della nostra operatività e di ciò che riusciamo appunto a mettere in campo anche quando purtroppo ci sono emergenze. In caso di necessità sappiamo che gli alpini sono sempre i primi a muoversi. È stata appunto una sorta anche di verifica delle nostre possibilità e anche di conseguenza, anche, ripeto, una sorta anche di realizzazione di alcuni progetti, non grandi opere, ma fatte in una giornata, ma che le amministrazioni comunali, che sono prevalentemente le beneficiarie di questi interventi, hanno gradito, perché sono tutte a favore delle popolazioni, delle cittadinanze locali. E i cittadini se li ricordano bene questi vostri interventi, così come si ricordano i tanti appuntamenti culturali che voi avete voluto realizzare in quell'occasione. Lo ricordiamo, uno pensa al raduno degli alpini e pensa alla sfilata, ma c'è stato moltissimo altro, non tanto a corollario, ma proprio con la giusta dignità avete voluto ricordare. Ricordo ad esempio lo spettacolo teatrale che avete messo in scena in Piazza Minucci. Anna Matta di Guerra. Anna Matta di Guerra all'inizio della 3 giorni, proprio il venerdì sera. Una serata stupenda, con la piazza piena, la sera, sotto il cielo stellato. Mi pare di ricordare che non prometteva bene il tempo, ma invece siamo riusciti a realizzarlo proprio secondo gli intendimenti nostri, quindi con larga partecipazione, la partecipazione dei cori, e poi degli attori stessi, insomma ha suscitato forti emozioni, anche perché come dire, proponeva fatti reali, fatti concreti, storia vissuta, e quindi anche per questo probabilmente proprio ha preso il cuore di tutti quanti quelli che hanno assistito. Appuntamenti culturali come anche i tantissimi concerti, sia dell'Aspettando il Raduno Triveneto, sia nella serata di sabato sera le chiese di Vittorio Veneto invase da cori alpini, e dopo il grande ritrovo in Piazza del Popolo. Beh sì, durante quindi l'anno che ha preceduto l'evento abbiamo, come dire, poggiato la nostra iniziativa sulla condivisione dei nostri 3 cori ANA sezionali. Ricordo quindi il coro ANA e il coro Coldilana e il coro Mesulano. Ecco, questi 3 che sono appunto iscritti alla sezione dell'Associazione Nazionale Alpini della Coralità, oltre a fare ovviamente la loro parte per quanto riguarda il repertorio. Proprio anche abbiamo proposto sul territorio, con il concorso delle altre realtà locali, una serie di spettacoli, di concerti che ci hanno proprio preparato passo passo per arrivare poi ai 3 giorni. Mentre il sabato sera, che ha preceduto il Triveneto appunto, invece abbiamo ospitato i cori che sono venuti non solo dal Triveneto ma anche da altre zone d'Italia, e hanno avuto modo di esibirsi insieme sempre ai nostri 3 cori, ma sulle varie chiese del Vittoriese, della città, e offrendo alla popolazione, ecco, uno spettacolo che è stato sicuramente gradito, tant'è vero che insomma c'è stato tutto esaurito in ogni sede. Il riscontro è stato veramente entusiasta da parte della popolazione, così come l'abbraccio della popolazione vittoriese e non solo, agli alpini c'è stato nella mattinata di domenica. Anche in questo caso le immagini tornano alla mente, e quante emozioni introvigni in quella mattina. Tantissime, tante, ma l'emozione anche per
la gratitudine direi soprattutto per aver visto concretizzarsi lo sforzo di ben 18 mesi di preparazione, quindi tanto lavoro, tante energie spese ricambiate, ecco, da questa grande festa. Una partecipazione appunto della cittadinanza unita, compatta. È stato detto che tutti i vittoriesi sono scesi in strada, ma si sono uniti alle decine di migliaia di persone o di accompagnatori degli alpini o di amici o parenti che si sono appunto portati intorno alle strade dove abbiamo realizzato la sfilata, e quindi praticamente tutta la città ne è risultata, come dire, fruitrice di questo grande evento, che oggigiorno è ricordato non solo da noi, ma è ricordato in tutta Italia, perché ho avuto modo in questo anno e mezzo quasi ormai di partecipare ad altre manifestazioni, appunto, che sono ricorrenti, e anche a modo di ringraziamento per la cortesia che hanno avuto non solo le sezioni del Triveneto, ma anche tante sezioni d'Italia di venire a questo nostro appuntamento in occasione del centenario. E tutti, dico tutti, insomma, ricordano con la bellezza di questo appuntamento, la ricchezza dei contenuti, la larga partecipazione in una zona, in una terra che molti non conoscevano, e anche questo credo che porti, ecco, un buon risultato e sia a vantaggio della nostra città, che ricordiamo è la seconda presente sullo stradario, no? Come toponomastica dopo Roma, Vittorio Veneto, quindi è conosciuta dappertutto, ma non era conosciuta affatto la città. E quindi di questo va dato merito anche appunto agli alpini di aver dato, insomma, questa luce diversa alla città di Vittorio Veneto. Allora, lo ricordiamo, e perché stiamo facendo questa puntata? Stiamo facendo questa trasmissione, intanto perché è bello ricordare, e poi perché vogliamo dare la possibilità anche ai nostri telespettatori, insomma, di fare questo tuffo in un passato recente, perché insomma parliamo di un anno e mezzo fa più o meno, però chi volesse portarsi a casa, diciamo, questo libro, quindi il libro con le foto più significative della 3 giorni alpina, accompagnato poi dal DVD, come diceva anche giustamente Introvigne, è stato un lavoro abbastanza difficile anche quello di riuscire a sintetizzare in 50 minuti o poco più, insomma, la miriade di immagini che abbiamo realizzato in quei giorni, e voi lo ricordate bene, ma insomma in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Introvigne, allora, se i nostri amici telespettatori volessero portarsi a casa questo ricordo, come possono fare? Lo trovano in sezione in Viale Trento Trieste 52, sopra la stazione ferroviaria dove abbiamo la nostra sede, ma anche prenotandolo presso tutti i 19 gruppi, quindi conoscono un po' tutto il territorio. Ma direi anche spedendo una mail, un WhatsApp, un messaggio. Ci sono tutti i modi. Qualsiasi alpino che conoscono, cioè, ecco, noi lo proponiamo per un modico rimborso spese di quello che è stato il costo effettivo. Non intendiamo certo speculare su questo, perché abbiamo assolutamente il piacere che in ogni casa possa entrare questo ricordo e queste immagini a futura memoria, ecco, di un evento che, ripeto, ha creato entusiasmo, ha creato partecipazione e ha dato lustro alla nostra città dopo aver fatto doverosamente memoria. Ecco, non anticipiamo molto di più, diciamo che all'interno anche di questo video abbiamo voluto carpire anche dal presidente Introvigne, dai vicepresidenti, un po' delle emozioni a mente fredda. Le abbiamo raccolte quasi un anno dopo queste emozioni, perché magari sul momento uno viene preso un po' dall'euforia e non riesce tanto a guardare quanto è stato realizzato ponendosi un po' dall'esterno. Invece all'interno di questo video, che appunto ci permettiamo di consigliare in abbinata al libro, ci sono anche delle emozioni proprio vostre nel ricordare, nel ripercorrere quei momenti.
Certo, anche perché io stesso ho avuto la possibilità solo attraverso questo video di vedere l'evento in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua portata, perché ovviamente essendo impegnato come tutti i miei collaboratori, come comitato organizzatore, ma tutte quelle persone, non dimentichiamo che avevamo solo sul campo per garantire la sicurezza 350 uomini, per dire, no? Quindi anche quelli vedevano un affettino, una porzione, un angolo, una strada, un parcheggio. Ecco, io ovviamente ero impegnato con l'aspetto dell'organizzazione, con il ricevere le autorità, quindi solo attraverso questo video ho potuto apprezzare la grandezza, la maestosità di questo evento e quindi anche gradire proprio quello che è stato appunto questo grande lavoro, e credo che proprio questo sia il motivo, ecco, per prenderne visione, per averne copia e per apprezzare appunto nell'insieme, ecco, quello che è stato il Triveneto 2018 nell'anno del centenario. Ecco, in Trovigne noi ne stiamo parlando adesso, ma un anno dopo proprio il raduno Triveneto, quest'estate, alcuni magari dei vittoriesi che ci stanno vedendo hanno potuto vivere una serata un po' magica, anche questa. Abbiamo voluto presentare questo libro e proiettare anche il video in una cornice particolare nella facciata della nuova sede della Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto, quindi adiacente alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, e anche in questo caso, insomma, le emozioni, sentire riecheggiare per esempio la voce di Nicola Stefani nel momento in cui annunciava la sezione di Vittorio Veneto. Anche in questo caso abbiamo creato una proiezione un po' all'ultimo minuto, però insomma è stato anche un bel momento qualche mese fa, a giugno. Sì, certo, e soprattutto perché è una serata, tra l'altro estiva, fatta all'aperto, come dire, nella penombra, sotto le stelle. È stato bello, è stato significativo, è stato anche gradito dal largo pubblico, ecco, che ci ha, come dire, onorato della presenza, e soprattutto in un luogo che è il luogo che noi viviamo quotidianamente, e alla presenza anche di quell'opera che tutto sommato è stata possibile grazie all'intervento e della regione, dell'amministrazione comunale, delle ferrovie e quant'altro, ecco, rendere possibile il restauro di quell'immobile e renderlo fruibile appunto per il bene della collettività, quindi per la protezione civile dell'ANA. Anche questo, insomma, è stato un risultato, un'altra ciliegina, insomma, se non altro siamo riusciti, come dire, a coronare anche attraverso quel percorso un altro degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Ecco, molto bene, siamo quasi in chiusura, quindi ricordiamo, se vi abbiamo un po' solleticato la curiosità, che appunto questo libro e questo DVD sono a disposizione, possono essere richiesti in sezione a Vittorio Veneto, nei vari gruppi, oppure potete contattare la sezione con i normali mezzi di comunicazione odierni, via mail, facendo una telefonata, insomma, quindi se volete portarvi a casa questo ricordo potete fare così. Siamo quasi in chiusura, ma direi è ancora in via di definizione, Presidente, quindi non possiamo dire troppo perché non lo sappiamo bene neanche noi, ma stiamo organizzando un po' per continuare la sinergia tra la tenda TV e gli alpini di Vittorio Veneto, che ormai sono una cosa sola praticamente. Ci siamo inventati di realizzare una rubrica periodica che racconti la sezione di Vittorio Veneto, anche magari negli aspetti anche della quotidianità degli alpini che magari non siamo soliti raccontare. Quindi ci rivedremo presto in Trovigne qui sui nostri teleschermi. Sì, è un'idea che mi piace, è una proposta che credo meriti tanta considerazione, che condivido personalmente insieme ai miei collaboratori, e sarà, credo, un modo anche proprio per far vedere, far capire che noi siamo vivi e vegeti fin tanto che le forze ce lo consentiranno per tutto il periodo dell'anno. Insomma, non abbiamo soste, perché non solo sul territorio nostro, ma non ci anche sono
sono solo le esterno. sfilate, non ci sono solo le adunate. No, assolutamente no. Facciamo tante altre cose che ecco, è opportuno anche che magari la cittadinanza le conosca, ne prenda atto, che si renda conto che non è solo goliardia, non è solo lo star bene insieme, ma è anche vivere momenti di intensità, di cultura, di condivisione, ecco, con altri soggetti, anche sotto l'aspetto del profilo, come dire, umano, sociale, nella solidarietà, nel concorso anche all'aiuto a chi ne ha bisogno e tutte quelle altre forme, come dire, di condivisione che sono, tra l'altro, derivano dal nostro senso di appartenenza, dallo statuto a cui noi ci rifacciamo e quindi anche agli obblighi associativi che dobbiamo onorare e che intendiamo appunto onorare fin tanto che ne abbiamo la possibilità e l'opportunità. Grazie a Francesco Introvigne per essere tornato a trovarci dopo un po' di tempo qui nei nostri studi, quindi possiamo dire che ci rivedremo presto. Certo, grazie a voi, buon lavoro e un sentito arrivederci. Grazie quindi al presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Appunto, con gli alpini ci diamo appuntamento, oltre che ogni settimana con la rubrica L'Alpino, che è la rubrica realizzata dall'Associazione Nazionale Alpini proprio a livello nazionale, quindi che ci dà una panoramica ampia di quello che fa l'associazione un po' in tutta Italia, ma appunto è in via di realizzazione questa nuova rubrica che vi terrà compagnia qui sulla Tenda TV. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.